Ben ritrovati dalla redazione. Restano molto gravi le condizioni di Andrea Saloni, il 57enne investito venerdì scorso, poco prima dell'1 di notte in via Giulia a Trieste mentre rincasava dal lavoro. È ancora ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Cattinara. Ha riportato diverse fratture e un importante trauma cerebrale, venendo sottoposto a un delicato intervento. Ha riportato gravi traumi la 77enne investita in Viale D'Annunzio in prossimità delle strisce pedonali all'altezza del civico 21, sempre a Trieste. La donna stava rincasando dopo aver fatto la spesa nella zona. L'impatto con un Audi A3 guidata da una quarantenne diretto in piazza Foraggi è stato tale che la donna è stata sbalzata per quasi 2 metri. Gli operatori del 118 intervenuti con ambulanza e un'automedica l'hanno stabilizzata e trasferita all'ospedale di Cattinara. La donna, arrivati sanitari, era comunque vigile, ha riportato un trauma cranico e toracico e anche una frattura ad un arto inferiore. Una discussione sull'autobus si trasforma in una violenta lite tra un uomo e una donna. È successo sulla linea 7 di Trieste Trasporti nell'autostazione di Muggia. Come dichiarato da alcuni testimoni, la donna si era seduta in un posto per persone con ridotta capacità motoria, tenendo al guinzaglio un cane senza museruola. Poi l'uomo si è avvicinato a lei invitandola a rispettare le regole. In seguito la discussione avrebbe assunto toni sempre più accesi fino ad arrivare agli insulti e alle percosse. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Muggia per sedare gli animi. Al momento non risulta sia stata sporta alcuna denuncia. È stato eseguito l'esame autoptico sul corpo di Zanna Russu, la 45enne ucraina trovata senza vita il 17 agosto sulle scale del sottotetto della palazzina di via Fabio Severo 20 a Trieste, dove abitava con i figli e altri connazionali. A dirigere le indagini PM Pietro Montrone, a breve al timone della procura di Pordenone, che ha affidato la perizia medico-legale al professor Stefano Del Rico, direttore di medicina legale della SUGI. Il corpo è stato prima sottoposto alla TAC per verificare se vi siano delle lesioni e poi ad autopsia con il prelievo dei campioni utili all'esame istologico e tossicologico. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza sereno sulla zona montana, al pomeriggio cielo poco nuvoloso, probabilmente variabile sui settori più occidentali di Alpi e Prealpi Carniche, venti a regime di brezza, temperature minime in pianura fra 17 e 20, le massime fra 30 e 33 gradi, sulla costa minime fra 21 e 24, le massime fra 28 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.